Noi riteniamo che la nostra regione abbia delle peculiarità, delle eccellenze da poter vendere, diciamo, e sono delle eccellenze che ovviamente sono dal punto di vista turistico, ma sono anche dal punto di vista sanitario. Noi siamo considerati una regione di eccellenza dal punto di vista sanitario a livello europeo, a livello internazionale, e credo che questo connubio con l'offerta turistica possa portare al nostro Veneto delle occasioni anche di tipo commerciale e di rinomanza internazionale, che sono nuove, che sono innovative e che possono veramente portare qualcosa di importante. Io credo che la nostra regione abbia un'offerta sanitaria di eccellenza, in particolare nel settore pubblico. Anche nel settore pubblico noi siamo pronti e preparati a offrire a diciamo, soggetti, a pazienti stranieri ogni tipo di prestazioni che magari nei loro paesi potrebbero non essere allo stesso livello delle prestazioni erogate nel Veneto, e B, soprattutto potrebbero essere anche a un livello di costo più elevato di quello che pagherebbero nel loro paese. Ora, tenendo presente che vi sono migliaia e migliaia di cittadini, in particolare del nord Europa, ma anche di oltreoceano, che in particolare nel periodo invernale migrano verso luoghi più caldi, il fatto di poter offrire loro delle offerte sanitarie che possono andare dal normale check-up alle diciamo, prestazioni anche importanti, e questo abbinarle anche a un'offerta turistica straordinaria come possiamo mettere in campo noi del Veneto, credo appunto che sia un'opportunità estremamente interessante. D'altronde devo dire che non è che ci inventiamo nulla in questo, perché altri paesi in questo sono già partiti. La Spagna è già partita, per esempio, il Portogallo è già partito, e non vedo perché noi come Veneto possiamo ritenerci indietro rispetto a questi altri paesi, altre regioni d'Europa. Ma gli strumenti abbiamo già dal punto di vista, per esempio, dei rapporti con la Germania e con gli Stati Uniti, abbiamo già delle convenzioni in essere con le mutue tedesche e con delle società di assicurative americane, che cercheremo fra l'altro ulteriormente di espandere, per fare in modo che i cittadini vengano direttamente, da una parte direttamente inviati verso il Veneto da parte dei loro paesi di origine, e dall'altra parte che si possa consentire alle nostre aziende sanitarie di fatturare le prestazioni direttamente alle mutue, alle imprese di assicurazione, in modo tale da anche di mettere in piedi un giro economico finanziario che non metta in difficoltà le nostre aziende.